Buongiorno da Taglio di Po, febbre di Olimpiadi e per caso, ma per caso veramente ho trovato Cesare Guzzon, che è stato uno degli ultimi tedofori per quanto riguarda le Olimpiadi a Torino. E naturalmente è l'occasione ghiotta per chiedere a Cesare. Innanzitutto, che Olimpiadi sono queste? Dunque, innanzitutto riferisco che sono stato tedoforo alle Olimpiadi invernali di Torino, che sono state organizzate in modo eccellente, che invece torno a queste che ho riscontrato, non è che sia un gran tecnico, ma da cittadino abbiamo visto che la grandezza della Francia ha sbandato con questi tipi di Olimpiadi. Beh, a noi italiani quando la Francia sbaglia fa piacere. Onestamente si vede col sorriso. Perché si dice parenti e serpenti, molto spesso si dice sì, i cugini francesi, e quindi tra parenti e serpenti non entro nella polemica del pugile o della pugile, esatto. No, quello no. Onestamente mi interessa di più capire e sapere che esperienza è stata fare il tedoforo. Tu tra l'altro hai fatto tre percorsi, quindi sono 10 km. Sì, perché è capitato un paio di sguidi e di incidenti che i tedofori che dovevano dare il mio cambio non si sono presentati, uno per un problema di malore immediato e l'altro perché aspettava che toccasse più avanti, invece sono arrivato io in quel posto. La fiamma, praticamente c'è un pulmino e poi ci sono le varie tappe. Nel pulmino la fiamma è sempre accesa, e poi a seconda delle zone che dovete seguire, tu hai preso il testimone del Veneto e sei andato, appunto, tu abiti in provincia di Ferrara, esatto. e quindi da Ferrara hai fatto un tragitto di 10 km. Quindi arrivate voi con la fiaccola, prendete... Spiego, c'è il pulmino ha la fiamma cioè dalla Grecia è arrivato perenne, che non si può spegnere, assolutamente no. Porta male. Ma per tante cose, comunque c'era un pulmino adibito solamente al trasporto, era una specie di braciere, ma era con l'olio dentro, insomma quelle cose lì, che comunque era perennemente acceso notte e giorno fino all'arrivo a Torino, ovviamente. È capitato che nel Veneto il pulmino alla sera si sono fermati. La mia emozione più grande è stata che, essendo stato il primo del mattino a partire, sono andato ad accendere dalla vera quindi fiamma. Vai con la fiaccola. Con la fiaccola, accendi la fiaccola, allora c'era una fiaccola, quel tasto rossiva il gas che serviva per l'accensione, ed è stato lì il momento che mi sono anche molto emozionato, ho fatto fatica a partire. Poi dopo avviene da sé, perché c'è tutto il seguito, c'è la carovana che era enorme. Tu hai un passato da sportivo, sei stato arbitro importante. Sì, è stato il momento in quel periodo che era stato nominato arbitro benemerito, e con quel titolo probabilmente mi hanno accolto nella mia domanda di poter accedere a essere tedoforo. Inaspettata, perché non pensavo, l'ho fatta così per caso. Ecco, mi dicevi che la fiaccola poi è arrivata. Tra l'altro potevate acquistarla, no? Sì, acquistata, e questa è una cosa che ancora mi emoziona, ma volevo anche tenermela per me, una cosa che non faccio né nomi né niente, ovviamente. Era servita, io l'ho presa perché era un ricordo, perché assieme alla tuta, tutti il maneggio, perché eravamo d'inverno, quindi tuta, guanti, bretta, tutto. È servita per fare una raccolta fondi di beneficenza. Ho messo la fiaccola in lotteria e tutto il ricavato è stato dato a una persona, una bambina, che doveva avere un intervento al cervello, e quindi l'ho data molto volentieri. Allora, detto questo, innanzitutto complimenti, e mi fa piacere ricordare questo tuo evento importante. Ritorniamo alle Olimpiadi, proprio 2 secondi veloci. Costeranno 11 miliardi di euro. Qualcuno ha contestato il fatto che potevamo anche noi con Roma partecipare, eccetera. Non è che ha perso un po' il valore, cioè è diventato un business così importante, e forse abbiamo fatto bene a non farlo in Italia, che ci saremmo ancora indebitati sempre di più, ricordando che Atene sta ancora pagando le sue Olimpiadi, Barcellona addirittura, quindi c'è ancora senso le Olimpiadi in questo tipo? Come tante cose, io ti farò una domanda a te, visto che tu l'hai fatta a me, ma io ti rispondo con una domanda a te, ma è molto sintetica, ma anche fa capire il mio pensiero.
Ma secondo te attualmente lo sport in generale cos'è? Business? Bravo. Grazie Cesare.